Altro che accessi ai palasport limitati al 25% per il pubblico. Entri pure chi ha il Green Pass, se no per noi sarà la fine. Le squadre della Serie A italiana di pallavolo, tra queste anche Padova e Verona, sfidano il governo. In una lettera al Premier respingono il tetto del 25% e dicono che apriranno a tutti coloro che hanno il Green Pass. Che tutti gli spettatori hanno il Green Pass. Siamo anche disponibili a farli assistere alle partite con la mascherina. Certo. A questo punto cosa serve vaccinarsi? La pallavolo italiana e veneta ha perso 10 milioni di euro da mancati incassi. Riaprire con il 25% di spettatori non è ritenuto accettabile. Abbiamo messo in atto tutto quello che serve per garantire il massimo della salute di tutti i nostri atleti e tutti i partecipanti all'attività. Sembra che con un Green Pass si possa aprire completamente gli impianti. Non capisco perché per esempio un ristorante con 200 coperti può avere 200 persone che mangiano contemporaneamente con il Green Pass, e noi che abbiamo 4.000 posti a sedere dobbiamo far accedere solo il 25% della capienza del pubblico. È una situazione che ci mette in grossa difficoltà a livello economico. Le proprietà hanno fatto un grossissimo sacrificio per tenere in piedi queste aziende, perché noi diamo uno stipendio a una cinquantina di collaboratori e in queste condizioni non sappiamo se saremo in grado di garantirlo. Nemmeno le ferie estive passano tranquille per giocatori, tecnici, dirigenti e sponsor della pallavolo. Santuz evidenzia come i mancati incassi si rifletterebbero su tutta l'attività giovanile della pallavolo Padova. Io non penso che ci siano le condizioni per iniziare, non ci sono le condizioni economiche per sostenere un'impresa come questa, un'impresa economica, finanziaria. Noi siamo responsabili degli impegni che prendiamo, siamo responsabili dei soldi che promettiamo ai nostri collaboratori. A fronte di scarse certezze dovremmo fermarci. Io non ho altre soluzioni, ma non si ferma solo l'attività delle prime squadre, si ferma tutta l'attività giovanile. Noi abbiamo chiesto a tutti i nostri giovani di presentarsi col Green Pass per poter accedere alle aree, sanifichiamo costantemente il nostro impianto. A questo punto non possiamo garantire più neanche questo. Lasceremo i nostri ragazzi a casa a guardare la TV o a giocare con i videogiochi.